dimostra la disponibilità a far parte di uno Stato federale iberico. Dopo una serie di rapporti diplomatici fra Generalità Autonoma di Catalogna e governo madrileno, il 14 luglio del 31 la deputazione della Generalità approvava una proposta di statuto con spiccate connotazioni federaliste, quindi sottoposta all'approvazione dei municipi e popolare mediante referendum. In forza di quanto previsto dalla Costituzione repubblicana del dicembre, le Cortes Costituenti nazionali il 21 settembre del 32 approvavano quello statuto, apportandovi però sostanziali emendamenti in relazione all'originaria previsione semifederalista. Un insieme di circostanze che faceva ritenere plausibile all'Ambrosini la circostanza per cui, con riferimento allo Statuto della Catalogna e dal punto di vista politico, ma non da quello giuridico, si potesse parlare di un compromesso costitutivo, di un atto di natura pattizia nella scia della sempre invocata tradizione storica della normativa catalana. Seppure di natura giuridicamente conforme agli altri statuti regionali, lo Statuto catalano, cui andava riconosciuto il rango di legge costituzionale, ipotizzava un maggiore numero di competenze esclusive o delegate rispetto agli statuti successivamente concessi ad altre regioni autonome. L'ampiezza dell'autonomia giungeva fino a riconoscere alla Generalità di Catalogna il potere di organizzare l'amministrazione della giustizia in tutte le giurisdizioni, eccetto in quella militare e della Marina, mentre l'articolo 2 disponeva che la lingua catalana è al pari di quella castigliana la lingua ufficiale di Catalogna. Prevedendo funzioni legislative, esecutive e giudiziarie, lo Statuto catalano disegnava organi titolari di quei poteri, a cominciare da un Parlamento elettivo con funzioni legislative, un governo retto da un presidente nominato dal Parlamento, mentre i giudici erano nominati dalla Generalità e selezionati per concorso. Un insieme di prerogative che faceva concludere all'Ambrosini che può dirsi che l'autonomia della regione spagnola è completa, in quanto questa è dotata di una propria competenza esclusiva e di propri organi legislativi, esecutivi e giurisdizionali che non dipendono per nulla dai poteri centrali dello Stato nell'esercizio della rispettiva propria competenza esclusiva. La situazione venutasi a creare in Italia dopo l'8 settembre del 1943 presentava vaghe analogie con quella spagnola del 1931, almeno sotto il profilo istituzionale. Seppure in un contesto di persistente belligeranza, già con il governo di Vanò e Bonomi prendevano avvio trattative politiche per dare vita ai rinnovati assetti istituzionali di un rinnovato Stato democratico. Da più parti si riteneva superato il modello di Stato centralizzato e si parlava di decentramento politico-amministrativo e in quel contesto il modello di uno Stato regionale che godeva del favore dei popolari di Don Luigi Sturzo, antistatalista e fautore di un'ipotesi regionalista, peraltro prospettata già prima dell'avvento del fascismo, doveva risultare concretamente realizzabile. Non era quindi casuale che già nel febbraio del 1945, anche per dare una risposta alle pressioni del movimento indipendentista, venisse insediata a Palermo una consulta regionale, formalmente istituita dal Badoglio un anno prima per l'elaborazione dello Statuto. Di fatto la consulta si impegnava però in altre urgenze politiche e probabilmente solo il precipitare degli eventi derivanti dall'inizio, dopo il congresso di Palermo del movimento indipendentista siciliano dell'aprile del 1945, della lotta armata alimentata dall'esercito volontario per l'indipendenza siciliana, induceva l'alto commissario per la Sicilia, il democristiano Salvatore Albisio, a nominare il 1 settembre, in conformità a un ordine del giorno approvato dalla consulta, una commissione formata dai rappresentanti dei 6 partiti politici costituenti il Comitato di Liberazione Nazionale e da 3 tecnici, allo scopo di elaborare un piano organico per la istituzione dell'autonomia siciliana. Ad essa era affidato il compito di redigere un progetto di statuto per la regione siciliana da portare all'approvazione della consulta, cui, stando alle parole del Presidente del Consiglio Bonomi, era stato attribuito il difficile compito di mostrare, cito, all'Italia quali vie deve battere per costruire un ordinamento interno dove centro e periferia possono collaborare insieme con mutua comprensione. La Commissione, insediatasi il 22 settembre, concludeva i propri lavori dopo 23 sedute, dall'andamento travagliato quanto spesso confuso e contraddittorio, il 7 dicembre del 1945. Se la Commissione in via di principio era investita del compito di proporre un testo statutario capace di concretizzare in un modello istituzionale il dibattito autonomistico sviluppatosi nell'isola fra il 1943 e il 1945,
tenendo presenti i confronti avutisi a partire già dall'Unità d'Italia e traendo spunto dal patrimonio di pensiero autonomistico maturato in Sicilia per strutturarlo in moderni termini giuridici costituzionali, va detto che il limitato tempo disponibile e l'insufficiente preparazione culturale specifica della maggioranza dei consultori non poteva portare a risultati soddisfacenti. Un aiuto non trascurabile pertanto veniva dagli scritti dell'Ambrosini sullo Statuto regionale. In mancanza di un quadro istituzionale nazionale definito, la Sicilia finiva per assumere forma di un vero e proprio laboratorio, di fatto proponendosi non più come regione storica di uno Stato unitario centralizzato, ma come regione autonoma che rivendicava proprie specifiche competenze costituzionalmente garantite all'interno di uno Stato regionale. Già nelle prime sedute, come annotava nella sua relazione il Presidente Salemi, la Commissione si era preoccupata di precisare il concetto di regione e quello di autonomia, prospettando una regione persona giuridica pubblica e non semplice circoscrizione amministrativa, seppure entro lo Stato italiano ed in guisa da non spezzare mai l'unità politica del medesimo. Di conseguenza era esclusa anche la possibile coincidenza fra autonomia amministrativa e autonomia burocratica, facendo invece riferimento a un concetto di decentramento regionale da cui derivava la titolarità e l'esercizio di poteri, oltre che amministrativi, anche e soprattutto legislativi. Raggiunto l'accordo su tale presupposto, risultando condiviso da parte di tutti i partiti, dopo circa un mese di discussione, il principio dell'autonomia ed essendo stata rigettata la pregiudiziale federalista e venendo sostanzialmente accolto il modello indirettamente proposto dall'Ambrosini, la Commissione era chiamata a confrontarsi sui contenuti e sui limiti da dare all'autonomia regionale. La discussione di fatto si sviluppò a partire dal 27 ottobre e fino al 7 dicembre, prendendo spunto dal progetto di autonomia ristretta elaborato dal Presidente della stessa, il professore Salemi, e tenendo in considerazione almeno altri 3 progetti ufficialmente presentati, uno dal riformista demolaburista Guarino Amella, discusso al congresso regionale del Partito Democratico del Lavoro tenutosi a Catania nel mese d'aprile, che prevedeva un'autonomia allargata contraddistinta da una competenza legislativa esclusiva con la riserva di talune materie espressamente enumerate allo Stato e un'autonoma potestà impositiva. Un secondo di ispirazione cosiddetta planista, informato da un concetto di autonomia moderata, avversa al centralismo statalista ma compatibile con l'inderogabile unità centrale dello Stato, presentato dal socialista Mineo, sul quale maturava anche la convergenza dei comunisti di Licausi, favorevole a un meridionalismo di impianto gramsciano. Un terzo presentato dal duca Carlo Avarna di Gualtieri, elaborato d'intesa col Movimento per l'Autonomia della Sicilia, non privo di talune influenze riportabili a contatti col movimento di Finocchiaro Aprile, rappresentando il programma minimo, caratterizzato principalmente dalla pretesa extraterritorialità doganale dell'isola da costituire in zona franca. Un precedente schema di progetto per l'autonomia della Sicilia, redatto da Vincenzo Vacirca e probabilmente Fausto Montesani della Socialdemocratica Federazione Socialista Siciliana, era stato presentato all'AMDOT nel gennaio del 1944. In esso si proponeva di costituire la Sicilia in regione autonoma, retta da uno statuto redatto da una costituente elettiva. Del pari moderato rilievo aveva uno schematico progetto esitato dal filosofo del diritto messinese, il demolaburista Enrico Paresci. Come notava il Salemi, in un serrato confronto fra separatisti ed indipendentisti e federalisti autonomisti, il grado di intensità dell'autonomia dei 4 progetti costituenti il principale oggetto di discussione risulta decrescente in modo più o meno forte allorquando si passa dal progetto dell'onorevole Guarino Amella al progetto del Comitato del Movimento per l'Autonomia, da questo al progetto del dottore Mineo e a quello del professore Salemi, il che parrebbe evidenziare un sostanziale accordo moderato inteso a salvaguardare lo Stato accentrato e poco favorevole ad un'autonomia allargata fra marxisti e cattolici, ovvero fra gli esponenti dei 2 schieramenti politici maggiori che verso la fine del 1945 ricevevano con il via libera alla concreta elaborazione di uno statuto regionale di autonomia per la Sicilia precise istruzioni politiche dalla dirigenza romana, in particolare da Scelba e da Licausi, che si muovevano d'intesa con De Gasperi e Togliatti, mentre risultava ormai di fatto emarginato dai giochi politici il regionalista Luigi Sturzo. Il 18 dicembre il progetto